E si va quindi verso le riaperture, ma la situazione Covid in Italia è tutt'altro che un argomento chiuso. I positivi sono ancora molti, così come i decessi, mentre le vaccinazioni proseguono lentamente. L'appello dei medici è quello di non abbassare la guardia ed essere prudenti. Davide Calimani. Il 25 aprile è l'anniversario della liberazione e il 26 potrebbe essere la liberazione da quello che sono alcuni vincoli, però bisogna stare molto attenti perché in questo momento abbiamo circa ancora dai 400 ai 500 deceduti al giorno, abbiamo ancora delle rianimazioni che sono piene, abbiamo ancora dei reparti di terapie intensive, semi-intensive e malattie infettive che sono pieni, quindi vuol dire che non dobbiamo, ridurre in maniera importante la guardia. Rispetto ad aprile 2020, i numeri del Covid in Italia sono quest'anno 5 volte superiori. Ciò nonostante, il 26 aprile il Paese va verso la cosiddetta riapertura, una necessità economica e sociale che deve però guardare con attenzione alla situazione sanitaria. Evidentemente la cosa sarebbe stata, sicuramente più gradita se ci fosse stata una campagna vaccinale un po' più spinta e soprattutto se avesse coperto tutte le popolazioni fragili. L'unica possibilità per uscirne bene, secondo i medici, è che questa riapertura sia accompagnata da prudenza e buonsenso, altrimenti il rischio è di tornare indietro. Non andate a trovare, sapendo di essere a rischio, quelli che hanno 60 anni in su, perché li mettete a rischio se non sono vaccinati. Questa è una cosa da dire alla popolazione. Richiamare la popolazione a un senso civico di grande responsabilità, allora sì che possiamo riaprire. E ora parliamo di vaccinazioni. In provincia di Verona il